Vorrei esprimere un ringraziamento di tutto cuore a Fratelli d'Italia e poi qual è l'altro partito? Partito Democratico. È il Partito Democratico di Venezia, capisco bene? Del Veneto. Quindi vorrei ringraziare di tutto cuore il Partito Democratico e Fratelli d'Italia del Veneto per il grande onore che mi hanno voluto concedere nel boicottare la presentazione del mio libro, la mia lezione. Preceduta da abbondanti polemiche politiche, la Lectio Magistralis di Alessandro Orsini sulle cause della guerra in Ucraina è stata in grado di unire Fratelli d'Italia e Partito Democratico, concordi nel definire inopportuna la sua presenza in Consiglio regionale. Professore associato di Sociologia Generale e Politica all'Università Luis di Roma e saggista, Orsini ha raggiunto la celebrità soprattutto come analista televisivo della guerra in Ucraina, con analisi e opinioni che l'hanno esposto a critiche di filo putinismo che lui rigetta. In Italia tutti volevano togliere le sanzioni alla Russia nel 2018 perché danneggiavano l'economia italiana. Io ero l'unico a dire dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia, altrimenti il rischio è che l'economia russa cresca e che questa crescita economica possa essere utilizzata da Putin per fare investimenti importanti nell'esercito, cosa che è accaduta. Chiaro, se dalla documentazione storica emerge che la NATO ha violato il diritto internazionale in tante circostanze, come adesso la Russia sta facendo nei confronti dell'Ucraina, se vengono fuori tanti fatti che non piacciono in questo momento al Corriere della Sera, alla Repubblica, alla Stampa, io proprio come un medico ho il dovere morale di dirle queste cose. Alessandro Orsini ha parlato per 2 ore abbondanti in sala Oriana Fallaci a Palazzo Ferrofini. Ad ascoltarlo solo esponenti leghisti, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, l'assessore Roberto Marcato e i consiglieri Marzio Favaro e Luciano Sandonà che ha organizzato l'evento. Poco distanti anche Franco Rocchetta, fondatore della Liga Veneta, ex deputato e sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi. Sandonà ricorda il voto unanime del Consiglio regionale Veneto contro l'invasione russa dell'Ucraina. Tutti noi siamo allineati con questo filo di pensiero, ma questo non significa analizzare a fondo e in profondità le cause e la complessità di quello che è successo prima del conflitto e di quelli che sono tutti i movimenti nello scacchiere internazionale. Questo ci farebbe perdere di vista quello che succederà anche nel prossimo futuro.